Il 2019 è stato un anno assolutamente positivo, in quanto siamo riusciti a mantenere i risultati dell'anno record del 2018, che ha superato il 500.000 di presenze. Anche quest'anno, nonostante un periodo iniziale oggettivamente difficile, con un aprile e maggio piovosi e quindi per la natura di attività che svolgiamo sicuramente non convenienti, siamo riusciti appunto a superare le 500.000 presenze. Siamo attorno alle 540.000 ad oggi e abbiamo ancora l'ultima finestra di stagione, che si concluderà ovviamente con la parte invernale. Il panorama di Malcesine, che salendo dalle sponde del lago con la funivia ci consente di andare ad arrivare in vetta e quindi ammirare il lago nella sua interezza. Da Riva del Garda a Peschiera è sicuramente un panorama unico, mozzafiato, che regala emozioni e immersione nella natura, con richiamo certamente di turisti provenienti da tutto il mondo. Abbiamo chiaramente il numero principale che deriva dal nord Europa, con tedeschi e olandesi, ma abbiamo molte presenze anche da fuori Europa, americani, Israele. Insomma, la presenza è molto eterogenea. L'accesso al Monte Baldo con la funivia dà la possibilità di incontrare i punti di partenza dei vari sentieri, che sono ormai storici e consolidati per tutto il versante del Monte Baldo, sia quello che riguarda la Val d'Adige, sia soprattutto quello che riguarda il lago. Gli sport sono i più diversi, perché andiamo appunto dalle camminate, dal trekking al parapendio, quindi sport anche estremi, ma alla mountain bike. I percorsi, dicevo, sono i più vari e ci sono anche delle novità, perché abbiamo già in progetto, e ci stiamo lavorando proprio in questi mesi, un percorso dedicato alle persone con problemi di disabilità, quindi che può essere fruito da soggetti diversamente abili, un percorso attrezzato che può essere utilizzato anche con l'ausilio dei normali mezzi di spostamento, quindi carrozzine con accompagnatori che queste persone di solito utilizzano, che consentirà appunto di collegare il punto d'arrivo della funivia, quindi tratto Spino, con la zona della colma, che è il punto più panoramico della nostra parte del Monte Baldo, e quindi permetterà anche a queste persone che purtroppo hanno problemi di disabilità di poter godere delle bellezze del lago. Difficoltà chiaramente nel gestire una infrastruttura importante e grande come la funivia di Malcesine, ve ne sono. Il problema principale è il coordinamento, l'organizzazione e il seguire l'afflusso di queste persone, soprattutto nei periodi estivi, quindi da metà giugno fino a settembre, quando la funivia è veramente un punto di attrazione, un polo di attrazione importante per tutti i turisti del lago, e non solo, anche di Verona e tutto l'Interland. Abbiamo però, devo dire, un personale altamente preparato, altamente qualificato, con una formazione che va non solo sotto l'aspetto tecnico per quanto riguarda appunto la gestione dell'impianto in sé, ma anche sotto il profilo della sicurezza e sotto il profilo dell'assistenza ai turisti, quindi ai viaggiatori. È un aspetto importante che ci crea chiaramente nei momenti più difficili della stagione qualche criticità, ma con il nostro personale assolutamente siamo sempre stati in grado di risolverlo al meglio. Allora, sono stato nominato, ho assunto la carica a febbraio del 2019, quindi chiaramente siamo in una fase di programmazione, di predisposizione di progetti per obiettivi che dovranno essere compiuti nell'ambito del mandato, e quindi saranno quelli i punti di maggiore soddisfazione per l'attività specifica che vorrei connotasse appunto il mio mandato. Peraltro devo dire che da subito soddisfazioni ce ne sono. La prima soprattutto quella di essere entrati in sintonia immediata con proprio i dipendenti, con il personale della funivia, rendendosi conto che si tratta veramente di una grande famiglia con delle persone altamente qualificate,
che danno la massima disponibilità per il bene di questa azienda, che la sentono praticamente come loro. Nel breve la soddisfazione e insomma, la gioia per l'azienda di aver visto consolidata anche quest'anno un numero di presenze assolutamente importanti, che vuol dire che la funivia è una meta, la funivia e quindi il Malcesine con il suo Montebaldo accessibile con il nostro impianto è una meta assolutamente ambita e ancora tra le prime di richiamo a livello di presenza turistica sul lago. Giorgio Scheda è uno sportivo da quando insomma, ha pochi anni, nel senso che gli sport ne ho fatto parecchio, che va dal calcio allo sci, al ciclismo. Sono un amante dello sport, sono una persona che è stata impegnata nello sport come promozione dello sport per i giovani, come messaggio culturale per il benessere sociale e fisico delle persone. Sono stato presidente del CSI, del Centro Sportivo Italiano Sezione di Verona, per molti anni. Pratico lo sport, devo dire non vedo l'ora di poter sciare e quindi impegnare, oltre chiaramente la mia attività, il mio lavoro istituzionale, anche un po' di tempo per potermi poter godere anche il sottoscritto assieme magari alla propria famiglia quelle che sono le bellezze del Montebaldo e del lago di Garda. Prevedo un bel 2020, credo che il lavoro che stiamo facendo a livello promozionale, a livello di organizzazione della nostra struttura e del nostro personale darà ancora delle soddisfazioni. Stiamo puntando ad ampliare l'afflusso turistico in quelli che sono i periodi dell'anno meno carichi, e quindi chiaramente la primavera e l'autunno, per poter migliorare ancora. Abbiamo un grande sogno che si sta pian piano realizzando, è quello di aumentare l'offerta da parte di ATF, Funivia Malcesine Montebaldo, con l'apertura degli impianti di risalita di San Zeno di Montagna, Prada, Costabella. Sarebbe il coronamento di un'accessibilità al Montebaldo che tutti chiedono, soprattutto nei territori che sono in sofferenza, ma con un'offerta turistica completa che permetterebbe di avere piena fruibilità di quella che è un bellissimo sentiero e l'alta via delle Creste del Baldo, che non tutti oggi possono permettersi di affrontare, in quanto quando si arriva a Costabella poi bisogna scendere a piedi ancora fino a Prada e quindi diventa molto difficoltoso. Invece con l'apertura dell'impianto ci sarebbe appunto la possibilità di scendere a valle con la seggiovia e la cestovia che stiamo ultimando sotto il profilo amministrativo per quanto riguarda le autorizzazioni e le concessioni, e quindi credo che nel 2020 se arrivassimo a questo risultato sarebbe un ottimo successo. Io credo che l'evento olimpico sia un evento che non riguarderà solo Milano e Cortina, ma riguarderà certamente tutti i territori che vi stanno in mezzo e che vi sono vicini e sono collegati per la vocazione che hanno. Quindi sicuramente quantomeno il riflesso di questa grandissima manifestazione, di questo grandissimo evento che ci sarà da traino, sarà un motore che farà del bene anche alla nostra struttura, alla funivia, al lago di Garda e a tutte le attività che si possono svolgere.